Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci. Il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Rientrerebbe quindi nella categoria dei chiunque il generale Roberto Vannacci, neo vice segretario della Lega, che nelle sue visite a Belluno e Treviso mercoledì pomeriggio sul terzo mandato, più che tiepido, è stato glaciale, dicendo che non è opportuno cambiare le regole in corsa e che una legge ora sarebbe ad personam, parole che hanno suscitato nella Lega Veneta e Friulana più che un semplice mal di pancia, un'autentica congestione proprio nei giorni in cui si registrano le aperture dei meloniani. Massimiliano Fedriga, che proprio sul terzo mandato ha innescato un braccio di ferro con gli alleati, tiene la linea, isolando di fatto Vannacci. Ha espresso una posizione personale. Il Consiglio federale è l'organo supremo e decide le posizioni della Lega insieme al segretario federale. Dopodiché chiunque esprime delle posizioni personali anche in dissonanza rispetto alla linea del partito. Accanto a Fedriga, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della Garbellotto a Sacile, c'è anche Luca Zaia, che evita però accuratamente la polemica diretta. Penso che la questione posta dal presidente Donzelli e poi successivamente anche rilanciata da altri autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia vada nella direzione di fare una valutazione di buonsenso. Da Treviso cerca un punto di equilibrio, ai limiti però dell'equilibrismo, il vice segretario regionale della Lega. Il generale ha detto che bisognava cambiare la legge prima ed è quello che la Lega ha sempre detto, è da tempo che noi poniamo questo tema. Bene i ripensamenti dell'ultimo minuto e cui speriamo che venga dato seguito, ma rimaniamo concordi insieme al generale Vannacci che sarebbe stato bene farlo prima. L'apertura però è ora, sottolinea Barbisan, ed è qui che bisogna trovare i punti di contatto e agire. E a proposito di aperture, sono inequivocabili quelle espresse sempre a Sacile dal colonnello meloniano Francesco Lollobrigida. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Insomma, nelle ore in cui la Lega registra una frattura, gli alleati confermano disponibilità al dialogo. Paradossi della politica, con Lollobrigida che addirittura dice che una soluzione si troverà anche con Forza Italia, dopo le dichiarazioni shock di Tajani per cui anche Mussolini e Hitler vinsero le elezioni e che la volontà popolare da sola non basta. Non credo che ci sia una indisponibilità a parlare, dopodiché ognuno legittimamente propone e difende le proprie posizioni e si ragiona. Mi sembra che obiettivamente nell'ambito del centrodestra si siano trovati sempre punti di convergenza.